Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Location insolita, è camera di Diego, lo so, ma sta giocando a GTA. E se vogliamo fare un video senza che Diego urli e voi non lo dite, bisogna farlo in camera, così nessuno sente niente, stiamo tutti a posto. Detto questo, voglio ringraziare tutti quelli che ieri sono venuti in live, perché alla fine della live abbiamo fatto 3000 e passa visual. Grazie, siete stati una cosa allucinante. Detto questo, veniamo al caso del giorno. Il caso del giorno qual è? Che vi dovete iscrivere al canale, il tasto like e il commento. Forza che dobbiamo arrivare a fine anno agli 8k, quindi forza, forza, forza. Allora, ha parlato, non è che ha parlato, sapete tutti cosa è successo dopo Empoli-Napoli, no? Che Aurelio De Laurentiis, il serpente Aurelio De Laurentiis, ha detto basta, la squadra va in ritiro punitivo, categorico, nessuno dovrà lasciare il ritiro fino a fine campionato, ovvero le 5 partite le faremo tutti in ritiro. Benissimo, sapete la sera cosa è successo? Il Napoli ha annullato il ritiro programmato dallo stesso Aurelio De Laurentiis. Complimenti Aurelio, complimenti, non ti smentisci mai, sei sempre il solito pagliaccio. Se vogliamo dire burlone, pagliaccio, decidete voi nei commenti, decidete voi. Quando io vi dico che questa società sta andando allo sbando più totale, senza un DS, senza qualcuno che tiene le redini e non il capo che dà solo soldi, qualcuno che deve gestire la squadra, va bene? E qualcuno che deve gestire pure il presidente, perché ragazzi, Aurelio De Laurentiis quest'anno ha fatto come gli è parso e questi sono stati i risultati. Ecco qui, proprio come la sapete io come la penso sul fatto di Aurelio De Laurentiis, abbiamo parlato ieri in live, ne abbiamo parlato addirittura nel post partita di Empoli-Napoli. E signori, a me fa ridere questa cosa, perché a parte che poi in serata sono uscite diverse voci inerenti ad alcuni giocatori, non sono stati fatti nome, che avrebbero rifiutato categoricamente il ritiro punitivo perché per loro non avrebbe alcun senso questo ritiro punitivo. Bene, e io dico bene, quindi questi non solo giocano una chiavica, giocano una monnezza, ma non pretendono nemmeno di essere puniti per quello che hanno fatto. Va benissimo così. Noi oramai mancano 5 partite al termine della stagione, lo sapete come io la penso, quindi non mi arrabbio nemmeno più. Da qui a fine campionato perdiamo, vinciamo, pareggiamo, prendiamo le umiliazioni in cazzo, non me ne frega più niente. Sono sincero, perché se da una parte c'è un presidente ridicolo, perché ragazzi si sta comportando da persona ridicola Aurelio De Laurentiis quest'anno, dall'altra parte c'è un gruppo squadra che non se ne frega niente dei tifosi, perché di questo stiamo parlando. È inutile che voi a fine partita andiate tutte le volte sotto la curva ospiti, o in curva A o in curva B, per dire sì, scusateci, perdono, chiediamo perdono, crediamo venia, non sappiamo cosa fare, non sappiamo più giocare a calcio. A noi non ce ne frega niente, niente, perché già lo sappiamo che questa stagione e che doveva essere una stagione da ricordare, perché tu portavi sul petto lo scudetto dopo 33 anni, quindi doveva essere comunque una stagione da ricordare, ma non ricordata, e come sarà ricordata, scusatemi, in modo così negativo. Una squadra che nemmeno entrerà probabilmente in Europa League, forse andrà in Conference League se la Lazio si ammazza in queste giornate, sempre se quelle dietro si fermano. Il Monza ieri è stato fermato, se no venivi scavalcato pure dal Monza. Rendiamoci conto come siamo messi quest'anno, addirittura, se pensate come stiamo acciso io. Una squadra senza anima, senza corpo. Poi mi devo vedere giornalisti napoletani che a volte difendono De Laurentiis, ancora continuano a difenderlo, vanno contro la squadra. Io vi vorrei fare una domanda, ma Aurelio De Laurentiis, domanda, che ha detto faremo l'adeguamento di contratto a tutti i giocatori e non è stata mantenuta questa parola, ebbene forse per questo i giocatori stanno andando anche contro il loro presidente, perché prima gli prometti mare e monti e poi li porti nella monnezza, non gli dai niente, anzi dai l'aumento solo agli assistiti di Giuffredi, non si sa come mai, per quale motivo, cioè lui può fare come gli pare, gli altri sono tutti stupidi.
e quindi ti sta bene perché tu dovevi dare un premio a questi ragazzi che ti avevano fatto vincere qualcosa di straordinario dopo 33 anni, invece li hai trattati come la merda, questo ti meriti. E comunque, tralasciando il tutto, ieri sera il Napoli ha dovuto rinunciare a questo ritiro punitivo, perché a Napoli sapete benissimo che in questi giorni ci sarà il 25, ci sarà il primo, quindi giorni di festa, sarà presa d'assalto dai turisti e quindi a Napoli non c'è un posto disponibile per ospitare tutto lo staff tecnico del Napoli. Oh, e questa è un'altra grande stronzata fatta da Aurelio De Laurentiis, ragazzi, scusatemi se uso queste parole, se uso questi termini, perché tu sai benissimo qual è la condizione di Castelvolturno. Io l'ho sempre detto, Castelvolturno non è un posto adatto ad una squadra di Serie A. Io sono passato quando sono stato a Bologna, per il centro sportivo del Bologna, è 10 volte meglio quello del Napoli. Il Bologna, rendiamoci conto, è 10 volte meglio di quello del Napoli. Rendiamoci conto, per farvi capire. A Castelvolturno non ci puoi fare solo l'allenamento, non puoi mettere la squadra nel ritiro a Castelvolturno proprio perché non è una struttura. Bene, sono anni che stai dicendo faremo qualcosa di incredibile, non è mai fatto niente. Guarda, a Firenze hanno fatto il Viola Park e andatelo a visitare, ragazzi, il Viola Park, perché è una cosa allucinante. Ci sono stato quando sono stato a Pontassieve, una cosa allucinante, vai giù, una cosa veramente veramente tanta roba. Il Palermo l'ha fatto, ma il Palermo c'è il City Group, insomma l'ha fatto. Fai una cosa, porta la squadra a Bagnoli, caro Aurelio De Laurentiis, visto che ci vuoi fare lo stadio nuovo a Bagnoli, vai lì e costruisci il tuo stadio a Bagnoli, costruisci questo Azzurro Park, non so come lo vorrai chiamare tu, questi 20 campi di allenamento. Quando arrivi lì però devi affittare una roulotte. Quanti sono? 20 roulotte? Bene, compra 20 di roulotte, 4 posti ciascuno, forse ci vanno anche 6 persone dentro, non lo so. Chi ha un camper mi potrebbe dire in quante persone possono dormire in un camper. E li metti in mezzo alla sterpaglia e dici: qui sorgerà lo stadio del Napoli, il Diego Armando Maradona, non so come lo chiamerà di sicuro l'Aurelio De Laurentiis Pappone and Family Friends, di sicuro lo chiamerà in quel modo, perché anche a Bari, ma poi ne parleremo anche del Bari, perché anche Bari poi giù sta passando un periodo, lasciamo stare. Ecco, tu porti i giocatori lì e dirai forse nel 2032 sarà pronto qualcosa, avremmo iniziato a tagliare l'erba. Bene. Questo è il personaggio Aurelio De Laurentiis di quest'anno. L'anno scorso io continuo a ribadire: hai vinto uno scudetto perché sei stato zitto. Appena iniziato a parlare, che sia stata Champions League o altro, anche l'anno scorso siamo usciti con torti arbitrali. Grazie Aurelio, grazie ancora. Napoli ti ama, sempre e comunque forza Napoli. Ciao.